Buonasera a tutti, bentrovati, la sala è gremita di gente, quindi è un segno dell'attenzione dei cittadini di San Daniele, ma anche di tanta gente che viene dai paesi vicini per questa serata che sarà sicuramente interessante, anche perché abbiamo un ospite d'eccezione, il luogotenente Antonio Cioccoloni, vicecomandante della stazione Carabinieri di Cividale, che porterà una testimonianza. Permettetemi però prima di ringraziare l'Associazione per la Costituzione perché ci sta regalando queste serate che servono veramente a creare ancora di più quel senso dello Stato, quel senso del servizio verso lo Stato che tutti noi dobbiamo coltivare. Quindi un grazie sentito all'Associazione perché si dà veramente un grande affare per organizzare non solo questa serata ma anche il Festival Costituzione e tante altre iniziative per far crescere proprio la comunità civile. Un benvenuto ovviamente, è chiaro, il nostro ospite Antonio Cioccoloni. Sarà un po' una serata sul filo della memoria. Io seguirò nelle domande una sorta di filo di Arianna, che è il libro di Antonio Cioccoloni, L'uomo della scorta, storie e memorie di mafia, sangue e fedeltà, edito da Gaspari Editore. Un libro interessante, un libro di vita, un libro che tocca 7 anni, quasi 7 anni di vita professionale a Palermo di Antonio Cioccoloni, l'inizio della sua carriera professionale, sì, praticamente 19 anni, e quindi io partirei dalle prime impressioni. Un giovane carabiniere romano di 19 anni, appena uscito dalla scuola militare, prende servizio a Palermo, siamo nel 1987. Quali le sue prime impressioni? Quelle iniziali, quelle di pelle, quelle istintive, appena arrivato in una città che chiaramente presentava tanti problemi. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui, numerosi. Le impressioni sono le emozioni in fondo che ho provato da ragazzo, ero poco più che un ragazzino, diciamo. Tanta voglia di fare, ma anche tanta paura. La paura che mi ha reso cosciente già da subito di quello che andavo ad affrontare per il ruolo che andavo a rivestire e sicuramente il Palermo che aveva in quegli anni una situazione sociale molto difficile, con gli omicidi e con la guerra di mafia che era agli sgoccioli ma che ancora seminava morti quotidianamente. Io sono arrivato lì dopo 2 anni di dura formazione alla scuola sottufficiali e desideroso di dare il meglio di me stesso, di mettere a frutto sia tutta la vocazione che sentivo in me per fare questo lavoro, per rendermi utile in qualsiasi comunità, insomma, che poteva essere la Sicilia o poteva essere qualsiasi altra. Sicuramente la Sicilia, Palermo, è stato il trampolino emotivo per la mia gioventù. Come ripeto, sono arrivato che ero molto giovane e ho trovato subito una situazione sociale molto difficile, anche ambientarmi, riuscire a far miei, diciamo, altri tipi di costumi, altri tipi di modi di vedere le cose. Io che provenivo appunto da una famiglia dove avevo avuto un'educazione militare, dove avevo avuto riuscire a, diciamo così, inserirmi in certi ambienti per applicare appunto quello che era stato il mio insegnamento professionale. All'inizio non è stato facile, io vedevo le cose in maniera abbastanza quadrata, quindi però ho avuto la fortuna sin da subito di avere degli ottimi maestri, degli ottimi anziani, dei bravi colleghi anziani che mi hanno subito insegnato che strada prendere. Mi sono affiancato a loro
Ripeto, ho avuto delle difficoltà, ne ho avute tante. Mi portavano, io dovevo uscire di servizio e mi portavano a vedere morti ogni giorno, e questo è un impatto emotivo per un ragazzo di 20 anni. Io sicuramente finché non lo vedi non sai niente della vita a 20 anni. E da ogni scena avevo la fortuna, appunto, avevo la persona che mi dava un insegnamento, mi spiegava le cose. Questa è stata la fortuna per i primi 2 o 3 anni della mia carriera. E così ho cominciato questo percorso. Molti miei colleghi non ce l'hanno fatta, dopo qualche mese hanno lasciato l'Arma, sono tornati nelle loro località di origine, perché Palermo era troppo per loro, forse. All'inizio era troppo anche per me. Però poi anche ho avuto la fortuna di avere la mia famiglia molto vicino, i miei genitori, mia sorella, che mi hanno comunque sostenuto moltissimo. Perché comunque io sono di Roma, quindi sei a 1000 km da casa, da solo, sei un ragazzo, hai delle responsabilità, e devi confrontarti con una realtà che è forse molto più grande di te. E quindi le impressioni, sì, tanta paura all'inizio, però poi ho avuto una spinta e sono andato avanti con questa grande voglia di imparare, e ho scelto sempre di stare sulla strada, proprio perché questo ero sicuro che mi avrebbe fortificato molto. Beh, leggendo anche il libro questo si evince, proprio questo tanto grande senso del dovere fin dall'inizio per un ragazzo appunto appena uscito dalla scuola, e poi anche questa sorta di impegno sulla strada, di proprio al fronte, come si potrebbe dire. Nel corso della serata e anche nel corso delle domande cercheremo anche di toccare dei punti salienti di questi 7 anni del luogotenente Cioccoloni a Palermo, perché incontreremo dei personaggi, chiaramente incontreremo e ci troveremo di fronte anche a delle tragedie di cui il luogotenente è stato testimone. Partiamo col primo di questi personaggi, conosciuti ahimè purtroppo in un momento tragico, subito dopo, appena praticamente arrivato a Palermo. Siamo il 29 agosto 1991. La mafia uccide Libero Grassi. Lui era un industriale che rifiutò la logica del pizzo, e lui denunciò la mafia pubblicamente. Infatti la sua denuncia diventa aperta, prima con una lettera pubblicata sul Giornale di Sicilia, e subito dopo viene intervistato da Santoro su Rai 3 nella trasmissione Samarcanda. Anche una giornalista tedesca porta la sua storia su un'emittente televisiva svizzera. Il coraggio di Libero Grassi però diventa, quasi in maniera inevitabile, la sua condanna a morte. Lei è stato testimone di questa vicenda, purtroppo. Se la racconta? Certo. Io sono stato insieme al mio collega di pattuglia, in quel periodo lavoravo al nucleo radiomobile di Palermo, che è il pronto intervento. Sono stato il primo a ricevere la chiamata e ad intervenire sul luogo dell'omicidio. Sono arrivato, ho visto quest'uomo che aveva metà del corpo fuori dal portoncino di casa, perché era un palazzo, diciamo, c'era il portoncino d'ingresso dell'edificio. Lui aveva messo la chiave, aveva appena comprato il pane, ha aperto il portoncino e gli fu sparato alle spalle. Questo è un particolare che bisogna sottolineare. Gli fu sparato alle spalle. A un uomo del genere, disarmato, un uomo di pace, è una cosa che è rimasta un po', ha sollevato qualche perplessità, perché la mafia di solito non spara alle spalle così, e soprattutto una persona disarmata. E abbiamo trovato quest'uomo riverso a terra. All'inizio non si sapeva chi fosse, e la chiamata era di grande allarme, naturalmente, per un colpi di pistola di un uomo a terra, quindi siamo arrivati pensando che fosse l'ennesimo regolamento di conti, perché dalla mattina che si usciva e non si finiva mai in orario, perché la situazione sociale era particolare, le pattuglie smontavano sempre molto tardi e ci si accavallava un po' nei turni, quindi, perché il lavoro era tantissimo, le chiamate erano tantissime. E abbiamo trovato quest'uomo a terra, ma abbiamo capito subito che non si trattava di un regolamento di conti.
perché non c'erano appunto le condizioni oggettive, eravamo abituati a vedere delle scene ormai che stereotipate, quindi abbiamo visto questo Materra che io all'inizio non ho riconosciuto, dopodiché guardandolo bene e poi con la conferma di alcune persone che abitavano nel palazzo abbiamo riconosciuto che era Libero Grassi. Io Libero Grassi lo avevo conosciuto precedentemente perché lui aveva comunque chiesto protezione, aiuto allo Stato per quanto riguarda appunto questa sua decisione, questa sua nobile iniziativa di mettersi contro. Però di fatto personalmente non ce ne eravamo occupati, non avevamo ricevuto dei mandati di protezione su questo discorso. E lui era un uomo, perché poi successivamente al suo omicidio io ebbi modo di conoscere la sua famiglia, perché fui assegnato con una squadra di altri colleghi alla protezione della sua famiglia. Loro avevano un'azienda tessile in via Tonde Revelle e quindi questa cosa poi ha avuto un seguito. E lui era un uomo che aveva deciso di non pagare, cosa che era fuori da tutta, fuori dalle regole, ma fuori dalle regole, fuori da qualsiasi pensiero immaginabile in quegli anni lì. La normalità era pagare e non pagare significava inimicarti l'associazione criminale, ma inimicarti anche i tuoi colleghi di Confindustria e gli imprenditori stessi, che naturalmente nella maggior parte avevano seguito la linea dell'accettazione del compromesso, chiaramente così. Lui che era di nobili principi, era una persona che la sua famiglia aveva scelto di chiamare Libero, e proprio mi ricordo di Giacomo Matteotti, quindi era una famiglia speciale e lui ha pagato con la vita. Lui fece questa intervista con Santoro a Samarcanda, un'intervista dove era presente anche il giudice Maggio, quegli anni là, di Maggio, che poi diventò capo del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria successivamente. E lui parlava di un principio da cui si doveva necessariamente partire per capire da dove iniziare a curare il sistema: la bontà, la qualità del consenso politico. Laddove c'è un cattivo consenso, un brutto consenso politico, non ci potranno essere cattive leggi. E lui era convinto di questo, era assolutamente convinto. Quindi il compromesso, il clientelismo, era questo da dove partire, dove andare diciamo, a curare all'inizio, era questo qui. Naturalmente lui era rimasto solo. La storia purtroppo, la triste storia del nostro paese ci insegna che quando tu rimani da solo sei già un piede nella fossa, tanto per capirci. Questo io ho avuto modo appunto di frequentare la sua famiglia, di conoscere sua sorella, cioè sua figlia, la sorella del suo figlio maschio, che era quello che curava i rapporti diciamo, direttamente con noi successivamente alla morte del papà. Tanto più che erano anni anche molto pesanti, perché era da poco partito il maxi processo alla mafia, e qui mi collego con la terza domanda, perché il 10 febbraio 1986 parte il famoso maxi processo alla mafia, quindi quando lei arriva a Palermo il maxi processo era già iniziato. E il maxi processo alla mafia sicuramente ha inciso in maniera profonda sul suo percorso professionale. La mia domanda è: in quale modo e a che ruolo è stato chiamato come esponente delle forze dell'ordine proprio in relazione al maxi processo alla mafia, che qua si apre un altro capitolo interessante della storia del luogotenente Cioccoloni. Quella nomina, me la ricordo, fu chiamato dal mio comandante, fu chiamato e mi fu detto che avrei dovuto lasciare il comando stazione per essere assegnato alle scorte, in quanto cercavano soltanto personale giovane e soltanto l'Arma pretendeva soltanto personale che non fosse del posto, cosa che io condivido tuttora assolutamente.
e tutti senza famiglia, eravamo tutti celibi, tutti molto giovani, quindi spendibilissimi, in senso buono naturalmente. E fui chiamato appunto a questa cosa e mi fu presentato il dottor Ayala e il dottor Grasso. Il dottor Ayala appunto era all'interno della accusa e il dottor Grasso era giudice all'atere del maxi processo. Infatti il dottor Giordano, che era il presidente, aveva con i suoi collaboratori altri giudici, proprio era stata creata questa sorta di sicurezza, proprio perché se fosse accaduto qualcosa al dottor Giordano ci sarebbe stata assicurata una certa continuità alla cosa, al processo, al maxi processo. E dal giorno alla notte fui assegnato a capeggiare Manca 24, nel senso che io ero responsabile appunto dei suoi spostamenti, dovevo fare i percorsi insieme alla mia squadra, le dico, ero molto giovane, ero un giovane sottufficiale che aveva già delle responsabilità pur avendo poco più che 20 anni. Oggi è impensabile che l'arma ai 20 anni non ce li ha più, perché siamo tutti abbastanza in là con gli anni. E è stato un mondo diverso che mi si è aperto davanti. Lavorare con loro, organizzargli la vita in qualche modo, perché loro comunque non potevano muoversi senza di noi. Poi ci torneremo più tardi anche nel rapporto con Giuseppe Ayala, esatto, di cui poi leggeremo anche alcune parole. Leggendo il capitolo dedicato al periodo delle scorte mi ha colpito un concetto, ovvero sia mentre quando lei ci racconta nel suo libro il periodo di comandante degli equipaggi di scorta, lei parla di solidità dei rapporti umani, un valore non sempre capito a sufficienza dai cittadini, e questa affermazione mi ha colpito molto. Perché ritiene solidità dei rapporti umani non sempre capito a sufficienza dai cittadini? Che cosa vuole dire? Ma voglio dire che spesso non si riesce a dare il giusto valore a questo termine, o quantomeno si affronta questa parola con molta superficialità. Io credo che laddove l'essere umano sviluppi, perché è costretto spesso, la condivisione del rischio, lì arriva la solidità dei rapporti umani. E questo nacque con i nostri giudici, con i nostri magistrati. La condivisione del rischio. Eravamo tutti allo stesso livello, tutti allo stesso livello, tutti uguali di fronte a una morte che poteva arrivare da un momento all'altro, ognuno nel suo ruolo naturalmente, si lavorava in maniera con un altissimo senso del dovere, ma alla fine le parole del dottor Ayala ogni giorno erano quelle: Antonio, ricordati che se muori tu muori anch'io. E io sono cresciuto con queste parole, capisci, professionalmente. Questo mi ha aiutato moltissimo. Ma mi chiedo così un po' ma la paura come si gestisce in quei momenti? Perché è chiaro che si è esseri umani. Quindi... La paura fa paura, proprio. Fa paura ma consapevolizza. Laddove non c'è paura non c'è consapevolezza, soprattutto quando si fanno questo tipo di cose. Però la paura, quando è supportata da un forte senso del dovere, un forte equilibrio, sfocia nel coraggio. Perché quando uno crede in qualcosa, quando uno ha un ideale forte, cammina, corre, prima cammina, poi inizia a correre forte. E il lavoro te la dimentichi. La nostra giornata era quella: noi uscivamo la mattina, arrivavamo alle 7, andavamo a prendere il magistrato, eravamo a sua disposizione, la sera alle 11, perché lui non faceva sempre molto tardi, si andava a cena insieme. Quando io lo portavo a casa, che chiudevo la porta, io tiravo un sospiro di sollievo, perché sia lui che io avevamo portato la pelle a casa. Quindi questo comunque fortifica molto, la paura della dimentichi pian piano. All'inizio serve molto, però. Mi hanno incuriosito le parole dello stesso Ayala, perché Ayala ha scritto un libro intitolato proprio Chi ha paura muore ogni giorno, e le parole scritte in questo libro le riporta anche nella prefazione al suo libro, ed è giusto leggere le parole di Ayala perché
secondo me esprimono in maniera veramente completa questo rapporto tra il giudice e la sua scorta. Ayala dice: sui ragazzi delle scorte che negli anni mi hanno protetto sento di dire qualcosa in più. Il rapporto che si stabilisce è quello di una reale convivenza di fatto. Nessuno l'ha voluta, non nasce da una scelta ma da un'imposizione. Il legame che ne deriva è lo stesso saldissimo perché cementato da un obiettivo comune: rimanere vivi. La solidarietà e l'affetto sgorgano naturalmente e creano una grande complicità, un'intesa. Ho voluto bene a tutti quelli che si sono succeduti nel tempo, come fratelli minori primi, come figli quelli sopravvenuti, e sono stato ricambiato. Averli avuti sempre vicini mi ha arricchito molto sul piano umano. Loro rappresentano la parte pulita e genuina del paese, che specie quando si ha a che fare con tanto male, si rischia di non percepire più. Li ringrazio abbracciandoli e sono sempre felice quando, ancora oggi, a distanza di anni, si ricordano di me con una telefonata o una visita. Non arrivo a dire che mi mancano solo perché la libertà che ho riconquistato non ha prezzo, ma continuo a sentirli accanto e non li dimentico, loro lo sanno. Belle parole queste di Ayala. Ci fa un ritratto di Ayala dal punto di vista umano, magari fondamentalmente in primis? Il dottor Ayala è una persona speciale, è innanzitutto un uomo di una cifra stilistica incredibile, una persona di grandissima cultura, di una simpatia straordinaria, una persona che già dal primo giorno mi ha messo a suo agio, cioè veramente io ho trovato una persona che mi ha insegnato molto, anche perché a differenza del dottor Grasso, che è una persona molto più taciturna, molto più sulle sue, ma per carattere forse molto più riservata, e il dottor Ayala è una persona molto espansiva, una persona che mi diceva, era lui a tranquillizzare spesso me, no, l'equipaggio, cioè lui veramente viveva questa sua cosa con un equilibrio, con una serenità che per me era, cioè, veramente un esempio. Cioè io facevo il mio lavoro con la mia squadra, mi sentivo bene perché lui non ti metteva mai ansia addosso, anzi quando vedeva che eravamo un po' tesi perché magari succedeva che c'era qualche piccolo intoppo, perché naturalmente gestire un servizio di scorta in quegli anni lì, sì, si andava a 100-120 all'ora in città in alcuni tratti, quindi Infatti ho letto alcuni passaggi. cioè macchine che per fermarle ci vogliono decine di metri, insomma, macchine blindate di un certo tipo. E lui era, dice, ragazzi, non preoccupate, dobbiamo portare la pelle a casa, non preoccupate, adesso lo risolviamo. È una persona che comunque era con te, stava lì, non entrava solo in macchina, buongiorno, buonasera, e gli aprivi la porta e lo portavi su. Lui ti parlava, ti faceva sentire che tu in quel momento eri come se fossi la sua famiglia. Lui aveva te in quel momento. E per me è stato un maestro, è stata una persona dalla quale io tuttora, perché ci sentiamo spessissimo, in ragione del libro ci siamo sentiti moltissimo, quindi ultimamente ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e stiamo organizzando a Roma, a Palazzo Sforza Cesarini, una presentazione del libro con la sua presenza, quindi ad aprile finalmente dopo un po' di anni ci rivediamo. Quindi Sicuramente dalle sue parole, ma anche dalle parole del libro, ho percepito veramente questo legame profondo che va molto al di là del rapporto d'amore, del rapporto di lavoro, un rapporto veramente che poi si è prolungato negli anni. E veramente il vivere assieme questi momenti poi sfocia proprio in questa sorta di amicizia profonda, oltre che ovviamente di orgoglio probabilmente anche nell'aver lavorato assieme, al di là che ciascuno poi ovviamente ha le proprie competenze. C'è un'altra parte del libro in cui incontriamo Ivan Drago, e quindi sì. chi è Ivan Drago? Perché, certamente, perché chiaramente la reminiscenza cinematografica è la prima che mi balza in mente. Comunque chi è Ivan Drago e poi anche perché la scelta di questo nome? Allora, Ivan Drago è da collocare nel periodo in cui io facevo parte del ROS,
che ancora in quegli anni non si chiamava ROS, ma erano delle sezioni anticrimine vere e proprie. ROS fu poi nato nel 90 come, diciamo, organo centrale di raccordo, di coordinamento delle varie sezioni anticrimine. Le sezioni anticrimine di fatto, come tutti, diciamo, gli esperti del settore sanno, sono quei gruppi di lavoro, quelle sezioni operative che si occupano di reati di criminalità organizzata, terrorismo, reati comunque di un certo valore, indagini di una certa caratura. E naturalmente in Sicilia si occupavano soltanto di mafia. E Ivan Drago era il nome che l'allora capitano Ubinu, che è stato il mio comandante appunto alla sezione anticrimine, mi aveva assegnato perché io portavo i capelli a spazzolina tirati dritti e chiari, perché adesso va bene li rado, ma sono comunque chiari, e mi aveva detto scegli un soprannome. Un giorno mi chiamò, mi dice scegli un soprannome, ti chiede Ivan Drago. E da quel giorno io, Antonio Cioccoloni, me l'ho dovuto dimenticare, perché quando si entra in quei reparti ci si chiama così. Ci si dà un nome che è uno pseudonimo, ci si dà un soprannome che è un alias, chiamiamolo così, e quello sei, anche nelle nostre comunicazioni. Quindi l'ha usato rigorosamente, perché l'importanza di quello che stai facendo, basta un piccolo errore per compromettere attività di indagini che hanno un certo valore, un certo spessore. E quindi quello fu il mio nome di battaglia, come lo chiamiamo noi, i nostri colleghi del ROS che tuttora hanno nome di battaglia. Questo si usa in tutto il mondo, non solo in Italia, quindi. E in questo raggruppamento, perché ROS è un acronimo, un raggruppamento operativo speciale, quali erano le mansioni di base? Sì. Poi le mansioni erano quelle di intraprendere o di iniziativa o per delega, quello soprattutto dell'iniziativa, attività di indagini di matrice importante, quindi attività di indagine antimafia. Quindi io fui uno di coloro del gruppo di lavoro dell'indagine mafia appalti, appunto quella che ha portato poi a successivamente, è stata la più grossa indagine che ha fatto il ROS in quegli anni, la sezione anticrimine in quegli anni, che era tutta collegata appunto alla latitanza di dottor Rima, no? Quindi è stata tutta una costruzione quotidiana. Sì, ne parla nel libro infatti. Esatto, di questo. Sì. Poi diciamo che era un'attività di indagine che ti prendeva, lì non c'era nessuno di Palermo, eravamo tutti di fuori anche lì. E un'attività di indagine che ci portava fuori dalla mattina a notte inoltrata, incondizionatamente, con pedinamenti, e quindi osservazioni, raccolta di materiale informativo proprio per cercare l'obiettivo principale era quello di catturare il capo dei Corleonesi. Sì. Eravamo coordinati da un pool di ufficiali molto in gamba, che tuttora sono appunto tutti colonnelli, penso che siano oramai. Mi soffermo ancora su questa parte del libro, cioè quella dedicata al ROS, perché qua incontriamo due persone, due uomini, e partiamo dal primo, perché a un certo punto lei nel suo libro cita due persone. Durante il suo servizio nel ROS lei dichiara che deve molto al giudice Livatino. Chi era il giudice Livatino? Egli fu ucciso per mano di 4 sicari. Qua passiamo alla Stidda Agrigentina. Alla Stidda, Agrigentina. Ucciso per mano di 4 sicari e soldati della Stidda Agrigentina il 21 settembre 1990. Lo stesso Papa Giovanni Paolo II lo definì martire della giustizia e indirettamente anche della fede. Il 19 luglio 2011 è stato firmato dall'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro il decreto per l'avvio del processo diocesano di beatificazione, aperto ufficialmente il 21 settembre 2011. Così ho voluto un po' sintetizzare questa figura del giudice Livatino, perché mi ha colpito anche, se vogliamo, una parte spirituale, visto che ho chiamato anche in causa ciò che disse lo stesso Papa allora. Qual è stato per lei l'insegnamento del giudice Livatino? Perché lei dice che deve molto al giudice Livatino. Sì, il giudice Livatino Rosario Livatino era una persona, anche lui una persona speciale, era una persona che pensi che si era laureato in giurisprudenza a 22 anni. A 26 anni
era già sostituto procuratore. Fu soprannominato giudice ragazzino per questo, perché era il più giovane della sua procura. E era una persona che aveva una grandissima vocazione, un grandissimo senso del dovere. Io l'ho conosciuto e l'ho visto più volte, perché noi appunto questa indagine che avevamo molto grande e ci portava spesso in quelle zone lì, nel mandamento di quella procura, perché gli interessi di alcune persone che noi attenzionavamo in quegli anni erano spostati in quella fascia lì, perché lì c'era tantissimo materiale in costruzione, quindi c'erano grandissimi appalti. E lui era collegato appunto alla nostra indagine per il tramite del maresciallo Guazzelli. E poi infatti Esatto. qui sì, riveniamo dopo sì, esatto. All'approfondimento. E quindi avevamo rapporti diretti. Io naturalmente avevo con me dei colleghi del posto, che erano appunto di quelle zone lì, che però lavoravano su a Palermo naturalmente, perché era bello questo, che quando dovevi fare qualche operazione andavi con delle persone che non lavoravano lì ma che comunque conoscevano i posti, quindi poi non tornavano lì ma tornavano da un'altra parte, quindi c'era comunque un modo per poter poi sviare un po' le cose, no? E Livatino era una persona retta, una persona con di una eticità, di una moralità, lui aveva un suo ideale, lo diceva sempre, e lui voleva costruire, aspirava che il magistrato diventasse il magistrato di ogni tempo, quindi un magistrato che fosse adatto ad ogni tempo, perché un magistrato che è lontano dai condizionamenti, è lontano dai compromessi, fa il suo lavoro non diciamo così, non assecondando le clientele, non prestando il fianco a certe cose. È un magistrato che rimane retto, che persegue solo il fine di dare la giustizia, è un magistrato di ogni tempo. Quello era il suo ideale. E questa frase mi colpì moltissimo, mi rimase veramente nel cuore e ora la ricordo come una cosa, mi dice sempre così, dice: ragazzo, ricordati, un magistrato deve essere un magistrato di ogni tempo. E il buon Guazzelli, che E infatti adesso un omone con le spalle larghe. Adesso arriviamo anche all'altra persona che lei cita in questa parte del libro, il maresciallo Giuliano Guazzelli, soprannominato il Mastino, per la sua abilità anche di investigatore. Esatto. In 20 anni di indagini tra Palermo e Agrigento era diventato un esperto del fenomeno mafioso e dei rapporti mafia, politica e affari. In particolare si era occupato proprio della Stidda, organizzazione mafiosa che era parallela e talvolta, così ho letto, in competizione con Cosa Nostra, ovviamente nell'Agrigentino. Guazzelli fu assassinato il 4 aprile 1992 sulla strada Agrigento-Porto Empedocle a colpi di mitra e fucili a pompa. E anche al maresciallo Guazzelli lei dedica un ricordo nel capitolo del suo libro, e quindi le chiedo due parole anche su questo omone, come lei l'ha definito, e aggiungo ancora una curiosità: questa competizione tra Stidda e Cosa Nostra, se può dirci poi qualcosa in più anche in proposito. Sì, la Stidda, diciamo, era la mafia di quelle zone lì, è stata sempre considerata una mafia più rurale, un po' più rozza, ma era una mafia molto sanguinaria. La Stidda, la prima indagine grossa sulla Stidda la condusse proprio la sezione anticrimine di Palermo, la famosa indagine sulla Stidda, che era detta appunto la Stella, Stidda che era Stella, che era appunto tutti gli appartenenti all'associazione, no? E erano tutti legati l'uno all'altro, sono dei simbolismi questi. Guazzelli era colui che era riuscito per primo a tirar fuori i nomi degli appartenenti, l'organigramma, dove avevano gli interessi, dove si stavano buttando per poter far soldi, accumulare patrimoni per poi rifinanziare tutti i loro loschi traffici. Era un mastino perché lui non mollava mai. Di fatto
aveva addentato questa organizzazione che i corleonesi forse avevano un po' sottovalutato all'inizio, ma che cominciò subito a farsi sentire improvvisamente, cominciò comunque a darsi una grande importanza criminale in quegli anni là. E lui, pur avendo pochissimo personale a disposizione, aveva però insomma un grande sostituto procuratore che lo sosteneva, che credeva in lui, quindi naturalmente lui poi si appoggiò a noi e noi ci appoggiamo a lui per poter fare la prima grande operazione contro la Stidda, che poi successivamente fu fatta, e questo naturalmente costò la vita a entrambi. Arriviamo a una data storica che lei definisce, purtroppo tragicamente storica, che lei definisce il giorno più triste della mia allora giovane vita, così lei afferma nel libro, cioè quel sabato del 23 maggio 1992, ci racconta dov'era, se era in servizio, come accorse sul luogo dell'attentato, parliamo di Falcone, ci racconti appunto quella giornata che, ripeto, lei definisce il giorno più triste della mia giovane vita. Esatto, e lo confermo. E mi emoziono ogni volta che se ne parla. E quel giorno lì era un sabato pomeriggio e io stavo preparando l'esame di diritto privato all'università, studiavo alla Sapienza e mi ero preso questo giorno appunto perché dovevo finire per poi andare a Roma il lunedì e sostenere l'esame. Ho sentito le pale dell'elicottero sopra il palazzo. Io abitavo vicino al centro con una mia casa lì, anche perché per studiare dovevo avere comunque una certa indipendenza, diciamo. E ho sentito un elicottero, a mio giudizio troppo basso, dopodiché ne ho sentito un altro e ho cominciato a sentire qualche sirena di troppo, anche se il sabato pomeriggio Palermo era un continuo di sirene, non tanto quelle delle scorte, perché naturalmente il tribunale era chiuso, il pomeriggio lavorava solo qualche giudice, qualche magistrato, ma da lunedì a venerdì il grosso delle sirene erano quelle delle scorte. Il sabato pomeriggio erano le sirene degli interventi sulle rapine, che erano numerosissime, soprattutto dopo le 5 e le 6 del pomeriggio, quindi sentire le sirene in Palermo era una cosa normale, però chi come me, come altri miei colleghi, viveva la strada in un certo modo, quando vivi la strada in un certo modo sviluppi delle sensazioni, delle percezioni che altri non hanno, quindi ho cominciato a pensare che fossero troppe quelle sirene. Chiamai in caserma e la centrale, appunto la nostra centrale operativa, mi disse non erano sicuri di chi fosse, di chi fosse il corteo, perché non volevano giustamente sbilanciarsi, ma di fatto si attendeva l'arrivo del dottor Falcone, perché lui tornava il sabato con la moglie a Punta Raisi, trascorreva il weekend e poi tornava a Roma. Quindi era quasi certo che fosse il suo corteo ad essere stato colpito all'altezza del vivo per Capaci, e non ci pensai due volte. Io ricordo mi ricordo io anche come ero vestito, guardi, cioè è una cosa che mi ha lasciato proprio senza parole, e anche perché su quelle macchine c'erano i miei amici, uno in particolare che era il povero Vito, e chiusi il manuale di diritto privato e presi lo scooter e andai in caserma e arrivai lì e le macchine non c'erano già più, perché le nostre macchine di servizio erano già tutte sul luogo della strage. Sì. E allora prendemmo le nostre e fecimo le macchine, riempimmo le nostre macchine e andammo giù, perché naturalmente come ho scritto nel libro, come quando succede un terremoto, serve sempre la presenza di qualcuno che tolga le pietre o che salvi vite. Naturalmente non sapendo come era andata, ritenemmo giusto
prendere e partire tutti. E andammo giù a Capaci. Arrivavamo fino a un certo punto, poi naturalmente dovremmo farla a piedi perché non so se lei, abbiamo visto le scene, ma quello che si vede lì non rende. Ecco, infatti volevo chiedere appunto la scena. No, allora, cos'è rimasto nella memoria? L'odore, tutto, ecco, l'odore di esplosivo lo sentivi centinaia di metri prima, e tant'è vero che dovremmo un attimino fermarci perché era veramente, perché quelle scene sono dopo tempo che è successa la strage, non è subito, anche se si vedono le macchine un po' fumanti, ma non è subito quella lì, perché ho riconosciuto degli amici, dei miei colleghi di squadra che erano lì. E l'odore e poi questa scena, questa autostrada sventrata completamente, aperta, e scene di morte, terribili. Beh, sicuramente fu un dramma che colpì tutta l'Italia. Questa e poi quella di Borsellino sono sicuramente le immagini, i ricordi che poi commuovono ancora tutta l'Italia su questo. Ha accennato a Vito prima, infatti nella strage di Capaci perde la vita anche Vito Schifani, che era uomo della scorta di Falcone. Lei dedica qualche riga al ricordo di Vito Schifani, come l'ha conosciuto, se trascorreva con lui anche del tempo libero. Certo. E possiamo dire che in questo momento Vito Schifani potrebbe rappresentare simbolicamente in questo momento tutti gli uomini delle scorte, tutti i caduti delle scorte nei vari attentati. Lui era calabrese di origine, era cosentino, era un ragazzo, aveva un anno e mezzo più di me, quindi eravamo coetanei, e ci allenavamo nella stessa palestra, ci eravamo conosciuti lì tramite il nostro amico comune, che era questo buon Samuele, che è citato appunto nel libro, mio amico del cuore, lo è tuttora, insomma, questo ragazzo. E ci eravamo conosciuti in palestra e avevamo appunto subito sviluppato un'intesa, ci eravamo subito trovati, e lui era appunto, pur essendo, diciamo, capeggiando scorte di giudici diversi e appartenendo a un'amministrazione diversa, però per noi non esisteva il colore di giubba, questo tengo a precisarlo. Certo. Assolutamente. A Palermo né un poliziotto né un carabiniere ha mai pensato in quegli anni lì io la divisa al Guttucele nera, eravamo tutti uguali, ci davamo una mano perché c'era la condivisione del rischio, no? Quindi la solidità dei rapporti è questa, quando tu riesci a sdoganare certe cose, a trovare la condivisione piena. E con Vito era questo, Vito era un ragazzo semplice, un ragazzo solare, era sempre ottimista, era appassionato di volo, lui aveva il brevetto di volo, era molto bravo e quindi sì, ci si vedeva spesso. Lei ha parlato di palestra, è chiaro che mi viene spontanea la domanda, forse anche un po' di curiosità, ma avevate tempo libero? C'è chi lavorava nelle scorte? Gli orari, c'era del tempo libero anche in cui poter comunque gestire un pizzico di vita privata oppure non si aveva orario? No, diciamo che ogni tanto in accordo con i magistrati pretendevano che noi appunto prendessimo dei giorni liberi per tirare un po' il fiato, quindi capitava sovente che dice prenditi 2 o 3 giorni, riposati un attimo perché vi vedo un po', riposatevi perché vi vedo un attimino tesi, un attimino stanchi, e allora i nostri comandanti ci concedevano giorni liberi di riposo, insomma, che spettavano, poi del resto però li prendevamo in accordo sempre col magistrato perché era lui che decideva tutto, diciamo, per quanto riguarda la libertà, diciamo. Mi aggancio ancora con una domanda prima di passare ad un'altra. Secondo lei, noi chiaramente siamo abituati anche alla televisione, ai film, alle fiction. Secondo lei, ciò che le fiction trasmettono, anche quelle dedicate a Falcone e Borsellino, secondo lei rendono giustizia agli uomini della scorta? Perché dalle fiction io ho percepito questa sorta di grande legame che c'era tra il magistrato e gli uomini della scorta, penso al film appunto su Borsellino.
Secondo lei Sì. ciò che è stato poi fatto Sì, a sì, memoria rende... Ci sono state la vita- delle realizzazioni cinematografiche molto, molto vicine, molto molto vicine alla realtà. Eh, C'è un film, non mi ricordo adesso di che anno sia, dove il regista mi sembra che sia Ricky Tognazzi, o La Scorta, quello ambientato a Trapani, dove c'è Tano Sperandeo, ecco, quello, Claudio Amendola anche, quello è veramente forse molto più vicino degli altri, meno spettacolare ma più denso di, diciamo così, vicenda umana, Sì, di umanità. di umanità. Quindi c'è veramente le persone normali oltre che gli uomini in uniforme, e quello veramente rappresentò in maniera molto, molto esatta. E credo che anche questo linguaggio sia fondamentale per far passare certi messaggi. Il cinema o comunque la televisione, se fatto chiaramente in un certo modo, con serietà e con Certo. rispetto per chi Certo, ha veramente certo, fatto certo. questo tipo di professione. L'albero di Falcone, voglio passare all'albero di Falcone perché leggendo il libro in 2 passaggi, se non vado errato, lei cita l'albero di Falcone. Prima domanda sull'albero di Falcone: fu una reazione emotiva di un momento oppure fu un albero dalle radici forti e durature? Nel senso, le radici di quell'albero sono state una risorsa per far arretrare il fenomeno mafia in Sicilia e a Palermo in particolare a distanza di tempo, oppure fu la reazione emotiva di un momento, l'albero, l'onda dell'emozione, delle lacrime? È iniziato così. È iniziato così dalla necessità di dare un simbolo a quello che era successo, a quello che era accaduto. E poi fortunatamente questo ha avuto un seguito. Si è solidificato il significato e questo ha permesso che il ricordo diventasse permanente. Io sono tornato giù in Sicilia dopo tanti anni ed è ancora lì. E mi sono naturalmente emozionato moltissimo perché comunque spesso capitava che il dottor Aiala andasse a cena con il giudice Falcone, quindi noi univamo gli equipaggi di scorta e bloccavamo interi quartieri perché naturalmente queste erano le nostre disposizioni, e quindi di fatto eravamo spesso lì. Poi quando successe la strage quest'albero fu dato questo significato, tornare lì è stato sempre molto doloroso per me e per i miei colleghi. Sì, è rimasto un simbolo, del resto una società senza simboli non è una società. Sicuramente. Il ricordo è fondamentale in una società civile. E il ritorno a Palermo, che cosa ha provato il ritorno a Palermo? Palermo è cambiata dopo l'epoca delle grandi strade, secondo lei? È cambiata, è cresciuta una parte della popolazione, forse c'è stato un salto generazionale, c'è stata una consapevolezza, c'è stata l'occasione, tutto questo dolore, tutte queste cose hanno creato la consapevolezza che la normalità non è fare sempre quello che si è fatto fino ad ora. La normalità può essere anche l'alternativa, può essere anche cambiare, può essere anche prendere un'altra strada. Era quello che Libero Grassi cercava sempre di insegnare, quando appunto si aveva la possibilità di parlarne, insomma. E diceva sempre questo. Quindi sono parole che comunque sono rimaste nel mio cuore, sono rimaste nel mio ricordo. Sì, è cambiata. Io penso che c'è ancora moltissimo da fare, naturalmente. Indubbiamente c'è da fare interventi a tutto tondo. Naturalmente
innanzitutto bisogna restituire dignità a questo popolo completamente, perché penso che ne abbia finalmente diritto, quindi che si meriti una classe politica degna di essere chiamata tale innanzitutto, perché appunto ci ricolleghiamo sempre a cattivo consenso, a cattive leggi, c'è nulla da fare. Sì, anche se dobbiamo pensare che la mentalità mafiosa non è solamente lì, o era in Sicilia, ma è qualcosa che poi ovviamente è stato esportato, cioè credo che non possiamo mai partire dal presupposto presuntuoso che dire la mafia è in Sicilia, No, come la Camorra in Campania. assolutamente. Quindi diciamo che forse uno degli insegnamenti è quello comunque di stare sempre allerta, un'erta perenne. Non bisogna mai abbassare la guardia su certi fenomeni, anche perché il dottor Grasso ha scritto un bellissimo libro su questo, La mafia invisibile, no? Quando appunto la mafia ha cominciato a cambiare rotta, no? Spegnendo i cannoni, facendo meno rumore, e quindi cercando di buttarsi su altri fronti più silenziosi, perché sparare fa rumore, sparare porta allarme mediatico, porta comunque reazione, e non sparare invece fa fare gli affari in maniera migliore. Sicuramente è un metodo più subdolo, però stesso più efficace, perché comunque lo Stato, bene o male, ha reagito. Ecco. Quindi sì, il problema naturalmente è togliergli gli operai, Sì. è cosa nostra, quindi scolarizzazione, interventi sulle famiglie, Educazione. come diceva De Lorza, l'urbanizzazione è veramente l'anima della civiltà. E questa è una grande frase, insomma, io ci credo moltissimo in questo. Prima di passare a un'altra parte del libro, dove si parla del fenomeno del pentitismo, Sì. che mi interessa un pochettino approfondire, una domanda proprio veloce, l'enduro. Cioè, a un certo punto lei dice nel suo libro, e questo mi ha colpito, Sì. vediamo se ho interpretato bene, che a un certo punto, staccato il servizio, Sì. in una fase dei 7 anni, immagino, Sì, che fosse a Palermo, sì. lei e un suo collega inforcavate una moto, Io il famoso Samuele, esattamente, che era un poliziotto, esatto, quindi e giravate, se ho ben capito, fuori orario per Palermo. Quasi una sorta di servizio ulteriore per cittadinanza. Questo mi ha colpito. Due parole giusto per spiegarci questo, perché sì. questo Allora, è un fatto che veramente dico, non eravate stanchi dopo tante ore? No, ancora in una fase di questi esatto. 7 anni, quando ho fatto un periodo anche all'antirapina, e lui era nella squadra mobile, anche lui all'antirapina, e spesso ci si trovava sugli interventi insieme, e lì si era sviluppata questa amicizia. E poi lui, che mi aveva fatto, questo Samuele, mi aveva fatto conoscere Vito Schifani, e lui aveva questa moto enduro Yamaha XT600, la mitica, che saliva dappertutto. E finito il servizio, spesso quando riuscivamo a far coincidere i turni, naturalmente, si girava la città, si faceva servizio antirapina, poteva succedere di tutto, perché ti potevi comunque trovare anche in una situazione di un omicidio o altro, insomma, poteva accadere di tutto. E quindi si dava questo contributo ulteriore alla causa, e cosa che naturalmente in quegli anni lì le braccia non bastavano mai, io glielo dico in maniera molto franca, quindi anche i nostri superiori erano ben contenti, anzi, e più eravamo per strada e meglio era, insomma, quindi, e facevamo anche belle cose, quindi si riusciva ad avere a dare un ulteriore contributo appunto alla sicurezza dei cittadini. Sì. Questo era il nostro obiettivo, era questo. Ovviamente. Passiamo ora al fenomeno del pentitismo, di cui anche si è parlato molto questi ultimi anni. Sì. Le informazioni dei pentiti storici, sì. Salvatore Buscetta e Salvatore Contorno, furono indispensabili alla lotta contro la mafia, però la mattina del 22 luglio 1993 le accadde personalmente un fatto. Si presentò nella caserma Carini di Palermo, dove lei era in servizio, Salvatore Cancemi. Lei quel giorno appunto era in servizio e appare questa persona, ci racconta l'episodio. Sì, era una domenica mattina,
e io ero sottufficiale di giornata al reparto operativo, la sezione omicidi, e appunto mi arrivò una telefonata in ufficio, e il militare di servizio alla porta, e appunto mi chiamò, mi disse: brigadiere, io al tempo ero brigadiere, mi disse: brigadiere, qui c'è una persona che vuole parlare con il colonnello, col comandante. E io: fatti dire cosa vuole, insomma, vediamo come possiamo aiutarlo. E non voleva parlare. Io gli dissi, fece vedere un bigliettino questo al militare, che era un ragazzo, era un ausiliario, quindi immagini lei, insomma, un ragazzo poco più giovane di me, però completamente inesperto. E il militare non capì subito quello che era il valore di quel biglietto, da chi soprattutto l'aveva scritto quel biglietto. E era il famoso appuntamento che Cancelli doveva avere con Provenzano. E voleva farlo, grazie, voleva farlo appunto, dice: dallo al tuo colonnello questo, vedrai che mi riceverà. Io naturalmente capii al volo che era una persona che non si poteva far tornare il giorno dopo, quindi lo andai a prendere personalmente, lo portai dal comandante, e quando capimmo il valore, diciamo, la risorsa di quella presenza, perché quello era un mettersi nelle mani dello Stato, fu preso e portato via. Chiaramente, anche perché dietro poi questo Salvatore Cancelli, leggendo il libro, Uomo aveva d'onore. capito che era un uomo... Era un uomo d'onore, Esatto. diciamo, come Sì. loro appellano i loro appunto appartenenti. L'uomo d'onore è una spanna sopra gli altri, e lui era appunto uno dei riferimenti del mandamento di Corso Calatafimi, tutta la zona sopra, sotto Passo di Regano, insomma. Era una persona che faceva parte dell'organigramma strutturale, decisionale di Cosa Nostra. Un suo giudizio sul fenomeno del pentitismo, Sì. così a braccio proprio. Sì, ma guardi, io sono venuto in Friuli nel 96, quindi 20 anni fa, e lavoravo al comando generale dell'Arma e curavo l'osservatorio presso un ufficio appunto, che si occupa di crimine organizzato, curavo l'osservatorio sul collaboratore di giustizia. E fui trasferito qui a Udine perché mia moglie appunto è friulana. Fui trasferito a Udine e insieme a altri 5 colleghi nel 96, scusate, purtroppo eccolo qua, nel 96 abbiamo aperto un ufficio periferico che è appunto un nucleo operativo di protezione che si occupa di collaboratori di giustizia, e quindi la mia esperienza, diciamo, come così conoscitore del sistema in qualche modo, appunto del fenomeno più che altro, ha avuto poi un proseguire, no? Mi sono occupato personalmente per 12 anni, sino al 2008, di collaboratori di giustizia. Ho gestito per 12 anni intere famiglie in Friuli Venezia Giulia di collaboratori di giustizia. Quindi il fenomeno lo conosco molto bene proprio perché l'ho vissuto personalmente. E il mio giudizio naturalmente è lo stesso che aveva il giudice Falcone. Sono una risorsa laddove a quella risorsa gli si dà un valore. Il valore è quello di contribuire a sconfiggere un fenomeno. Naturalmente nel corso degli anni ci sono state alcune derive di questo fenomeno, molte polemiche, l'uso strumentale, i pentiti a gettone, i dichiaranti a gettone. Io analizzo il fenomeno nella sua interezza e se non ci fosse stato Buscetta e contorno,
E le dico, io tornerei indietro ai primi anni 70, addirittura con il famoso Vitale, che fu giudicato pazzo e fu costretto a morire come un povero disgraziato, che aveva già ai primi anni 70 avuto il coraggio di denunciare, di denunciarsi e denunciare il fenomeno di Cosa Nostra. Se non ci fossero state queste due persone che hanno scoperchiato questo vaso di Pandora, da quale sono usciti dei mali incredibili, e giudici istruttori, magistrati inquirenti come Falcone e come tantissimi altri, soprattutto il pool, che grazie a loro insieme hanno costruito la struttura di Cosa Nostra. Cos'era la struttura? Questo ha dato la possibilità di creare il maxi processo, perché finalmente tutti quegli omicidi sarebbero stati giudicati all'interno di un sistema unico, sì, e non singolarmente. Questo lo sottolinea. E non singolarmente, capisce? Sì. Quindi io sicuramente personalmente ho un'idea giusta che il pentitismo è una risorsa, ben venga, poi naturalmente ci vuole una elevatissima professionalità nel capire se sei una risorsa e fino a che punto. Tanto è vero che dal 91 ad oggi la legge ha avuto delle modifiche, ha avuto una grossa modifica 10 anni dopo, il 2001 mi sembra che fosse, dove appunto furono un attimino poi messi dei paletti sul tempo che devi avere a disposizione per le dichiarazioni. Entro 180 giorni devi fare tutte le dichiarazioni, che siano dichiarazioni di sostanza, che portino a dei riscontri. E quindi non depistaggi. Esattamente. All'inizio invece io mi vedevo arrivare anche famiglie, collaboratori di giustizia per reati minori. Questo non può essere, non può diventare una sorta di facciamo l'affare con lo Stato e ci mettiamo a posto. Non esiste, ci deve essere un percorso. Poi io la parola pentitismo neanche la userei troppo, perché ci si pente davanti a un'entità superiore, forse, ci si pente per quello che si è fatto, ma dentro di sé io direi collaboratori di giustizia. Sì, è la giusta definizione, sì. Ognuno deve stare nel suo ruolo. O naturalmente un pentito è condannato da Cosa Nostra, ovviamente, ma anche la sua famiglia? Allora, assolutamente, la famiglia necessariamente deve prendere una posizione. Quando fu il caso di Cancelli, qualche ora dopo che lui era venuto, perché lui la notte non andò a un appuntamento, perché uomo d'onore significa anche uomo astuto, perché se no non diventi uomo d'onore. Palermo e in certe organizzazioni sono promozioni sul campo, devi essere qualcosa di più del semplice soldato di quartiere, no? Come li chiamano loro. E lui aveva intuito, e quindi era appunto venuto a costituirsi, perché comunque aveva percepito che era arrivata la sua fine, perché alla fine è così. Non ci si pente perché la mattina sei illuminato sulla via di Damasco, arriva perché finisce un percorso ed è bene che quando te ne accorgi tu prima ti salvi forse la vita, perché a Cancelli così è successo, no? La famiglia, qualche ora dopo che appunto aveva saputo, perché lui non era tornato a casa, venne la moglie e vennero i figli in caserma, e fu una tragedia, anche perché gli fu concesso di vedere sua moglie dalle scale, e la moglie urlò pubblicamente fuori dalla caserma Carini sulla strada che la famiglia si dissociava da questa decisione del marito. Lo disse in strettissimo dialetto palermitano, perché in quei casi lì si usa il dialetto stretto, perché ci sono parole che solo col dialetto stretto possono dare il giusto significato, e quella era la presa di posizione della famiglia. Il netto distacco. Sì, lui poi fu portato a Roma e ebbe il suo percorso, e le dico io che è morto, secondo me, anche prematuramente, perché poteva continuare
se avesse voluto magari ha avuto un po' troppa, poteva dire anche molto di più di quello che sapeva. Questo è il mio giudizio. Sì. Passo ora alle parole di Antonio Ingroia. Sono parole che aveva detto ad Alessandria nel novembre 2012 e parole che un po' mi hanno colpito perché naturalmente pongono un altro quesito, aprono un'altra ampia discussione sul concetto di Stato e antistato. La mafia, contrariamente ai cliché e ai luoghi comuni che la intendono come antistato, non è antistato, ma ha una relazione organica e stabile con gli apparati. È d'accordo su questa idea, su questa affermazione di Ingroia? La mafia, contrariamente ai cliché e ai luoghi comuni che la intendono come antistato, non è antistato, ma ha una relazione organica e stabile con gli apparati. Se si può condividere questa affermazione, in quegli anni delle grandi stragi si ipotizzavano crepe negli apparati che lottavano contro la mafia? Boh, del resto ci sono indagini in corso, ci sono state anche alcune condanne, quindi sicuramente io direi che la mafia, noi dobbiamo dare naturalmente, non è solo il mio pensiero, ma dobbiamo dare il valore alla parola Stato, quindi come un valore nobile, no? Cioè lo Stato sono le istituzioni, i cittadini che perseguono un obiettivo appunto nobile, che è quello della libera convivenza, del rispetto delle leggi, del perseguire il benessere, rispettare i diritti e i doveri. E questo è lo Stato. E la mafia è antistato in questo senso qui, perché la mafia si mette contro, cioè si sostituisce in qualche modo allo Stato, creando una sorta di Stato malato. Laddove lo Stato non appare nelle sue eccellenze, naturalmente questo tipo di Stato corre di più, va più avanti, inficia molto di più. E sicuramente le crepe ci sono state, ci sono e ci saranno sempre, perché purtroppo la politica, si sa, per certi aspetti, per molti aspetti, è compromesso, e laddove il politico sceglie di perseguire il bene proprio e non quello comune, è inevitabile che si arrivi a questo. Lì purtroppo questo ha costato la vita a tanta gente innocente. Prima di passare alla domanda, all'ultima domanda e quindi poi eventualmente aprire il dibattito con il pubblico, mi era capitato lo scorso anno di assistere a Maiano a un incontro con Gratteri. Sì. Tra l'altro molti telegiornali ne hanno parlato recentemente riguardo alle minacce che il figlio ha subito. E Gratteri mi aveva colpito, esattamente, Gratteri mi aveva colpito perché stava affermando che di fronte all'arretramento della mafia, forse in crisi anche dopo la reazione dello Stato, l''ndrangheta invece ha praticamente preso il suo posto proprio a livello su scala mondiale, soprattutto nel traffico degli stupefacenti, utilizzando però, come diceva lei, altri metodi, non il fucile, non l'esplosivo, ma utilizzando il silenzio. Utilizzando il computer, utilizzando le banche, andare a trovare le grandi aziende in sofferenza e mettere a disposizione denaro liquido che per loro non ha un costo. No, certo. Quindi tutto guadagno. Vede, l''ndrangheta, io non mi sbilancio, nel senso che comunque non è un'esperienza che ho avuto diretta, però le posso dire una cosa: in 12 anni ho avuto soltanto 2 pentiti dell''ndrangheta, basta, innumerevoli siciliani, innumerevoli napoletani, solo 2 pentiti, questa la dice l'unità. Sicuramente. Volevo chiudere con una domanda che secondo me chiude un pochettino il cerchio per capire la sua esperienza e per capire la passione, il senso del dovere che le ha fatto muovere i passi in questa professione fin dall'inizio, giovanissimo. Lei dichiara nel libro che vivere e lavorare a Palermo in quei terribili anni ha significato rinunciare a parte della propria serena e spensierata meglio gioventù.
Lo rifarebbe? Nessun rimpianto? Nessuno. Lo rifarei con la consapevolezza di un uomo, anzi domani compio 50 anni, quindi di un cinquantenne non me lo posso dire. Auguri in anticipo, buon compleanno. Grazie. E di un uomo adulto, maturo e professionalmente, insomma, dopo 31 anni che faccio questo lavoro, e io lo rifarei perché sono innamorato del mio lavoro. Sento in me comunque, dopo anche a distanza di moltissimi anni, una consapevolezza diversa, delle responsabilità diverse, e lo sento come una missione, lo sento come un qualcosa che mi dà soddisfazione ogni giorno. E ho scelto di finire la mia carriera qui per avere naturalmente anche qualcos'altro di più bello a cui dedicarmi, che è la mia famiglia, quindi se fossi rimasto lì magari avrei avuto qualche difficoltà. E del Friuli che cos'è che le ha colpito di più, in senso positivo? Il Friuli, visto che 20 anni, so ben capito, 20 che in Friuli, oltre alla moglie, quindi abita in Friuli. Quello che mi ha colpito e che mi colpisce tuttora è che comunque c'è un retroterra sociale sano. Alla fine, vede, secondo me, oggi come oggi, quello da dove si deve partire? Dagli enti locali, i comuni. Qui i comuni sono sani ed è importante perché il comune ha una grande responsabilità sul suo territorio, concedere o meno. Quindi io qui noto questo perché soprattutto nell'ultimo anno che ho avuto modo di conoscere molti sindaci perché mi hanno chiamato a fare presentazioni nei vari comuni e di questo parliamo. E in certi posti devi stare attento perché ci sono seri problemi di illegalità. Il Friuli forse sì, bisogna dire che i tentativi ci sono di penetrazione del sistema, Cioè, volevo dirlo, è chiaro, mai abbassare la guardia. Mai essere assolutamente, anche perché comunque ci sono state anche qui indagini, insomma la DDA di Trieste, insomma la DIA stessa, sì, non è che qui non ci vengono perché ci vengono forse soprattutto perché magari era una terra vergine sotto certi aspetti e ci sono venuti ultimamente anche perché qui tante aziende sono andate in sofferenza con le liquidità, quindi loro arrivano, lo sanno, arrivano e vengono lì e ti mettono i soldi là e lì devi resistere. Chiaramente. Io ringrazio Antonio Cioccoloni, un applauso per la sua passione, lucidità, amore, risoluzione. Ricevo